Anche quest'anno siamo partiti con i 3 giorni della Mostra Nazionale di Vini Passiti e da Meditazione. Quest'anno siamo giunti alla 13ª edizione e abbiamo avuto anche la soddisfazione di avere un aumento del 20% delle cantine presenti in mostra. Abbiamo la novità di quest'anno, i vini della Croazia, 4 cantine che presentano i loro passiti. Ci sembra che l'affluenza del pubblico stia rispondendo bene. Abbiamo la solita formula classica, per cui ci sono il banco d'assaggio dove si possono assaggiare tutti i vini che ci sono in mostra e le cantine che presentano i loro vini dove li possono vendere, quindi li possono dare in assaggio e vendere appunto al pubblico. E abbiamo il settore delle degustazioni guidate dove dei sommelier curano gli abbinamenti fra i vini passiti e o i formaggi o i dolci o perlomeno quelle parti, diciamo, gastronomiche che meglio legano con il passito. L'altra novità forse di quest'anno è che siamo riusciti a inserire dentro 2 tipologie di vernaccia, sia la vernaccia bianca di Oristano che la vernaccia rossa di Serra Petrona delle Marche, questo perché? Per ricordare che nel 1500 avevamo qua, Volte era nota per la sua vernaccia, che veniva consumata in mezza Europa. Ci sono tracce alla corte del re di Francia della vernaccia di Volte, quindi ormai qua non c'è più, allora per ricordarla abbiamo cercato le altre vernacce italiane per cercare almeno di consolarci in questo modo. Noi andiamo avanti fino a domenica sera e quindi speriamo che il tempo continui a assisterci e che la gente arrivi numerosa.